Rieccoci anche durante la pubblicità. Ovviamente il ragionamento è interessante tra gli ospiti perché ovviamente ci sono molte cose da dire. Io non so se riuscirò nei tempi dovuti a mantenere i ritmi della trasmissione, però cercherò di farlo. Abbiamo una telefonata, ne passiamo una alla volta i messaggi. Pronto, con chi parliamo? Buonasera, e da dove? Buonasera direttore, sono Sebastiano da Apano. Buonasera a lei e a tutti i suoi ospiti. Non ho capito da dove. Da Apano. Ad Apano, prego Sebastiano, chiedo anche a lei davvero di essere... Sì, Prego. io lavoro presso un hotel di Apano, naturalmente da un anno che non lavoriamo, ogni tanto il governo si ricorda di noi e ci spedisce 300-400 euro a mese, ma ogni tanto. Io mi viene rabbia che da noi in 4 mesi che abbiamo lavorato di questo anno non c'è stato nessuno di noi positivo, né noi né i clienti, perché lavoro per un'azienda seria dove hanno attuato tutte le misure di sicurezza. Poi ieri vedo la partita, i giocatori che litigano e si affrontano con gli altri e nessuna distanza di sicurezza e nessuno ne parla. Quelli stanno lavorando tutto l'anno, noi ci tengono chiusi in casa senza lavoro e senza nulla. È una vera vergogna. Io spero che gli italiani si svegliano un po', si svegliano, non dormire. Come facciamo noi senza lavoro? Da un anno che siamo senza lavoro e questi che possono giocare litigano. Questi 2 giocatori, sai che cosa meriterebbero? Di lasciare per 2 anni senza giocare, perché questi rappresentano il pubblico e ai ragazzi che gli dai? Che insegnamento gli dai? Quando questi si affrontano uno con gli altri, un insegnamento veramente i giocatori di calcio, intende? Mi scusi direttore. Io sono d'accordo con lei che anche se sono nato con lo sport e lo seguo ancora molto assiduamente e che ovviamente non dovrebbero prendere certi stipendi, però nessuno li mette la pistola ai presidenti e quindi danno contratti davvero incredibili e società che possono andare anche in deficit e tutto loro è permesso, perché altrimenti diventerebbe un problema sociale. Perché nel calcio potrebbe diventare, anzi è già diventato, la storia ce lo insegna, un problema sociale. Vediamo i messaggi. Arrivano, eccoli qui. Il primo: condivido in pieno l'operato sociale e politico di Pipitone, non condivido però il suo passaggio al gruppo di Renzi. Andiamo avanti. Questo qui era un amico, poi è diventato meno, di Pipitone. Il signor Matteo Renzi è quello che solo alcuni anni fa diceva che i partiti piccoli non dovrebbero mettere i veti. Come può avere ancora credibilità uno così? Andiamo avanti. Il Presidente Conte ha dimostrato di saper guidare il Paese in questa grande difficoltà. Merita di tornare al governo. Presidente non molli, Mario. Andiamo nell'ultimo. Parliamoci chiari, l'unica soluzione è andare al voto. Che senso ha continuare con una maggioranza ormai finita? Cusumano, la risposta doveva iniziare da lei dopo il ragionamento di Boron. Sì, io capisco anche il ragionamento di Boron che ha fatto di critica verso questo governo. Io, come ho ripetuto prima, il Movimento 5... su quello che ha detto Boron, è vero, i soldi non arrivano, le difficoltà ci sono, sì, qualcuno sarà più responsabile. Bisogna anche cercare di capire, innanzitutto, che in 3 anni di governo non si rifà l'Italia, punto primo. Punto secondo, i problemi burocratici e di stagnazione economica e di lentezza che abbiamo in Italia sono da ben prima. Però, ripeto, Cusumano, un governo, voglio finire la frase, sì. Però, un governo a guida 5 Stelle con gli alleati Matteo 1 e Matteo 2 che ti abbandonano da un momento all'altro senza preavviso, direi che è abbastanza difficile. Io mi interrogerei sulla serietà della politica in Italia e su quello che ha regolato le mosse di Matteo Renzi e le mosse di Matteo Salvini, perché su Conte in questo momento è la persona che sta cercando di fare da collante. Sul ragionamento mi permetto. Cosa c'entra con il discorso della crisi e di tutto quello che abbiamo detto, cioè di soldi che non arrivano? Allora, c'è stato uno scostamento di bilancio di oltre, c'è stato uno scostamento di bilancio di oltre 30 miliardi proprio per queste posizioni, e quindi vede che ci sono dei soldi messi a disposizione. E non venire a parlare di burocrazia nell'emissione dei contributi, perché si è governato questo Paese nell'ultimo anno, quindi PCM. Cusumano, le faccio un ragionamento, mi scusi, terra a terra, proprio
populista, ma al massimo populista, e che sento dire alla gente, in virtù della telefonata dell'albergatore che abbiamo appena sentito, mi piacerebbe che i 600 parlamentari, 1000 parlamentari non perdessero lo stipendio e non arrivasse loro, ma guardi, io sono d'accordissimo, mi lasci finire, che non arrivasse loro la cassa integrazione. Esatto. Ma vorrei solo mettere, in qualsiasi caso, vorrei solo vedere tutti quelli che vanno al Parlamento, che litigano, che ne fanno di tutti i colori, nel bene e nel male, perché ovviamente io non voglio giudicare, però che a un certo punto, invece che vedere il povero ristoratore o il povero albergatore o chiunque esso sia che non arriva ovviamente lo stipendio a fine mese, fossero loro che vanno in Parlamento e che a fine mese non prendono un euro. Guardi, vorrei capire lei sa bene quanto, guardi che è un ragionamento, il mio ragionamento terra a terra, io sono però mi piacerebbe fosse così. Che la politica anche a livello salariale deve rappresentare quello che è il paese. È chiaro che un professionista va pagato, ma non è possibile che sia strapagata una persona solo perché siede in Parlamento. Il concetto è che a queste persone devono arrivare dei soldi, per forza. In questo momento l'Italia sta cercando di attrarre più soldi, più fondi possibili, e ci sta riuscendo anche rispetto agli altri stati dell'Unione Europea, proprio per venire incontro a queste persone, e proprio per questo c'è bisogno di costituire immediatamente un governo, voi lo sapete, noi del Movimento 5 Stelle amiamo fare i contratti di governo, quindi sostanzialmente andare con dei punti bersaldi e perseguire, perché siamo una forza politica che crede fortemente nei programmi elettorali, non come proclami, ma come effettivo lavoro da fare. Qualcuno può credere anche al posto di lavoro che è lì al Parlamento, che prende lo stipendio bello, che tanti, guardi, se si va a votare non ci sarebbero. Ma nel nostro principio, e io su questo ci credo veramente, del taglio degli stipendi, il numero della riduzione dei parlamentari, il taglio dei vitalizi, su questo il Movimento 5 Stelle ha fatto scuola all'Italia, che ha seguito anche poi questo percorso, perché tutti gli altri partiti poi ci sono venuti dietro. Ma in questo momento noi abbiamo bisogno, come nel nostro stile, e credo che sarà anche di nuovo questa la mossa, presenteremo un documento con una serie di lavori da fare, e quindi sarà praticamente un governo di scopo, e si porteranno a termine quei punti. Altrimenti, mi dispiace dirlo, ma i politici purtroppo dopo avranno anche una vita oltre al Parlamento. Mi scusi, spiegatevi perché il governo, ci sono dei soldi già finanziati per opere, vedi la Ronda di Genova e tante altre che adesso non ricordo, detto ovviamente, sentito dire dall'opposizione, da Salvini, ci sono soldi già pronti per poter iniziare questi lavori, e lavori perché noi come Movimento 5 Stelle abbiamo avuto la presunzione, purtroppo, di fare luce sui grandi appalti, perché sappiamo benissimo che nei grossi appalti purtroppo ci sono sempre sulle autostrade dovete ancora decidere. Abbiamo visto adesso per esempio la Pedemontana Veneto, non voglio fare insinuazioni ovviamente, però i costi che ha avuto effettivamente sono eccessivi rispetto all'opera che poi viene costruita, e quelli sono sempre soldi pubblici. Ma qui sono lavori che devono ancora iniziare, quelli che ho detto io. Sì, e questi che sono finiti come sono finiti, che dovevano finire, la Pedemontana doveva finire anni e anni fa e non è ancora finita, e abbiamo speso una quantità di miliardi superiore. Sulla Pedemontana poi ne parliamo, però ci sono 100 miliardi liquidi pronti cash per iniziare opere pubbliche, iniziare a fare dei lavori e a guadagnare, a far lavorare la gente. Se continuiamo col metodo vecchio sono persi. Il Movimento 5 Stelle ha detto fermi tutti. Bisogna andare a indagare sulle grandi opere, perché abbiamo visto le grandi opere sono un problema. Purtroppo questo è difficile da fare se gli alleati di governo ogni colpo di testa mollano. Volevo sentire Mason che può intervenire, poi Enoch. Mason, vedo che sorride, anche Trabucco, alzate la mano se volete intervenire, io vi do la linea. Mason, prego. Sviluppo al 2%. Aspetta, Mason, l'audio da Mason. Aspetti che non abbiamo l'audio. Vediamo se riusciamo a avere l'audio. Riprovi. Non abbiamo l'audio. Forse è lei che ha staccato qualche spina, Mason, perché succede così con i collegamenti Skype o Zoom e tant'altro. Riproviamo. Non c'è l'audio, va bene. Allora parla Enoch, finché riprendiamo l'audio. Mason, prego Enoch. Sì, no, io semplicemente perché mi piace, insomma, mi appassiona poco a me questo dibattito che ormai sento da un anno, anche perché forse sono un albergatore che è all'interno di questo meccanismo. Ma vogliamo essere seri, guardate, sul serio, non si può continuare così. Questo è un governo che stiamo dicendo che è fallito. All'inizio di questa trasmissione mi sono espresso dicendo è il fallimento totale. Quando si dice che, Boron diceva prima,
è fallito sul pagamento della cassa integrazione. Ricordiamoci che nel momento in cui il Presidente Conte ha detto a reti unificate con i social, entro una tale data tutti i cittadini avranno la cassa integrazione pagata nel proprio conto corrente, c'è stato qualcuno, gente magari come anche noi, che gli ha detto guarda che non è così, perché tecnicamente non è possibile. Gliel'hanno detto non solo le regioni, la Regione Veneto in primis, ma gliel'ha detto anche l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dicendo guarda che tecnicamente con l'INPS non è possibile, perché la procedura che esiste, che è vigente, chiedo scusa, no, anche quella normale, quella vigente normale non prevede la possibilità nemmeno, tant'è che la Regione Veneto ha lavorato anche il giorno di Pasqua per evadere le pratiche trasmesse al Ministero. Da un dato. Secondo dato, bisogna cominciare a dire le cose come stanno, perché sennò i cittadini hanno ragione e non crede più alla politica. E invece la gente ha bisogno di risposte e se c'è qualcosa che non funziona bisogna avere il coraggio di dirlo. Quando si dice che un governo non può andare avanti così in Europa, è che noi siamo, come dice Maso, che ringrazio, perché quando un settore turistico come il mio, adesso funziona il microfono di Maso. Quando si dice che le telefonate di prima diceva siamo un anno fermi ad Abano Terme, il settore dell'alberghiero, della ristorazione, è verissimo, ci hanno fatto fare tutte le procedure di anti-Covid, il settore alberghiero è uno, dato INAIL, che è di fatto quello che ha avuto meno assolutamente incidenti, infortuni sul lavoro, chiedo scusa, infortuni sul lavoro da Covid, e aggiungiamo un altro dato, quando un paese deve essere serio, deve fare programmazione, non può dire a chi deve comprare la merce, comprala pure e dopo all'ultimo minuto cambia idea e chiude tutto, perché allora diventa nocivo e tossico, e questo è accaduto ben più di una volta, ormai sono 15-20 volte che questo governo ha cambiato idea all'ultimo, nella scuola, nella ristorazione, nel turismo e avanti. Aggiungo, quando si dice che un governo, caro insomma, collega, penso ancora, ma anche un amico, che l'ha comprati lo stock di vaccini Pfizer, le ha comprati la Pfizer. È vero fino a un certo punto, perché quando un governo, chiedo scusa, ha la capacità di programmare, come la Germania, noi in Veneto sappiamo che quello che accade in Germania 3 mesi dopo arriva qui in Italia, arriva da noi, lo sappiamo noi, lo sappiamo in regione, lo sappiamo tutti, quindi se lo sappiamo noi lo sa esattamente anche il governo, quindi non è un dato che non si può programmare. Ultima cosa, c'è a dicembre un articolo del Sole 24 Ore che recita che la Germania ha comprato extra stock UE 30 milioni di dosi. È nata una polemica su questo, ma perché l'ha fatto? E poi nessuno, perché la Germania ha il potere e la forza politica di poterlo fare. Certo, e lo fa non solo perché ha i soldi, chiedo scusa, non solo perché ha i soldi, ma perché ha programmazione, perché sapeva che sarebbe arrivata un'ondata e se i vaccini, chiedo scusa, funzionano e ci sono, è chiaro, e Mason io le chiedo che io ringrazio perché è uno dei miei riferimenti alla città di Mestre, vorrei sapere l'economia che cosa registra nel momento in cui i vaccini arrivano. Credo che investimenti, fiducia, credibilità e forza sono degli indicatori che certamente fanno bene all'economia. Guardi, mi sono arrivati dei messaggi che mi dicono è vero quello che dite, però è anche vero che ci sono arrivati dei ristori, mi dicevano dall'isola di per esempio Murano che tutti i ristoratori sono arrivati sia i ristori per quanto riguarda i proprietari dei locali, ristoranti e bar, e anche la cassa integrazione per i dipendenti. Ascoltatemi, parlo dell'ultima. Mi lasciate finire, sono arrivati rapidamente l'ultima. Sì, ma direttore, guardi che scusi, è arrivata, è verissimo, ma stiamo parlando di un provvedimento che tra l'altro oggi stiamo discutendo, che è sbagliato nel criterio, perché hanno fatto la replica con i conti correnti di un bonifico. Stiamo parlando che hanno fatto un bonifico. Ho letto i messaggi che mi sono arrivati. No, ma certamente ci mancherebbe anche altro. Mason, chiedo a tutti rapidità, grazie, perché se no stiamo qui fino alle 2 di notte e la regia si arrabbia. Mason. Perfetto. Tre considerazioni velocissime. La prima, ci alziamo l'audio. È vero che la pandemia era imprevista, imprevedibile, la prima volta, quindi in preparazione di tutta la classe dirigente italiana, non solo della politica, ma anche degli altri attori nella dirigenza di questo nostro paese. Verissimo. Attenti però. Questo non deve essere la soluzione, perché errori ce ne sono stati terribili. Capisco marzo, aprile, maggio, l'abbiamo anche detto, lockdown, i cittadini italiani hanno rispettato le regole, dobbiamo dirlo con chiarezza, sono stati magari qualcuno non col sorriso, ma abbiamo tutti rispettato le regole.
Poi cosa è successo? È successo che in modo contraddittorio il nostro governo, la nostra classe dirigente italiana ha dato messaggi non difficili da capire, impossibili da capire. Cito 2 dati. Primo, dal 1 marzo al 31 dicembre, quindi al netto di quello che sta succedendo, sono stati emessi, pubblicati, decisi 450 ordinanze, DPCM, decreti legge, 450 dal 1 marzo al 31 dicembre, con molti che rimandavano a decreti attuativi. E abbiamo visto la notizia oggi, il governo Conte 2, non il governo Conte prima, il governo Conte 2 lascia 457 decreti attuativi non realizzati. Fermo lì, Maso, adesso vi interrompo. Quindi, e interrompo tutti, vi spiego perché, cerco di spiegarmi il perché più di spiegare a voi, perché i danni che sono stati fatti sono alla luce di tutti. Indubbiamente avete tutti ragione, mi piacerebbe che questa sera però si guardasse il futuro, perché se torniamo indietro i danni li hanno fatti tutti. Renzi, Conte, tutti li hanno fatti tutti, li abbiamo fatti tutti. Oggi c'è da guardare il futuro. Per guardare il futuro cosa bisogna fare rapidamente, immediatamente? Direttore, questa è la cosa che, mi scusi Maso, che mi piacerebbe improntare il ragionamento, e poi avremo anche Flor sul problema dei vaccini, se arrivano o no, sul problema del governo, se avrà stabilità, se si andrà a votare. Cosa volete succeda domani per migliorare la situazione degli italiani una volta per tutte? Troviamo una soluzione invece che guardare tutti gli errori fatti dai banchi a rotelle, da tutto quello che è successo, chi più ne ha più ne metta. Mason, prego. Allora, noi cominciamo dal nostro Veneto, che è la cosa importante. Noi abbiamo 2 pilastri della nostra economia che sono andati in crisi. Giriamo pagina, però questi 2 pilastri o li riportiamo in piedi o saltiamo, certo. La nostra economia va sotto. Primo è il turismo e tutta la filiera del turismo. O noi riprendiamo in mano con politiche serie, con proposte serie, con provvedimenti seri, e ce ne sono di proposte serie. Certo. Prendiamo in mano questo che rappresenta non poco, rappresenta il 15% della nostra ricchezza veneta, certo. Tanto per capirci. Quindi il turismo e la filiera. Quindi bisogna fare il governo in parole povere. Primo, bravo, primo. Secondo, abbiamo la seconda grande opportunità che abbiamo, che dobbiamo cogliere, che dobbiamo rimettere in campo, è la capacità di esportare, l'export. Allora, il commercio mondiale che nel 2021 2020 è calato del 9%, il commercio mondiale, nel 2021 crescerà, dice il Fondo Mondiale il Fondo Monetario Internazionale, crescerà del più 8%. Allora, Cusumano le tolgo il telefonino. Il commercio mondiale riprende, dobbiamo buttarci dentro. Bene, Cusumano, cosa facciamo allora per guardare il futuro? Poi Bisato. Noi guardando il futuro, come dicevo prima, dobbiamo semplicemente, perché anche le cose semplici sembrano difficili in questo momento, riuscire ad avere un piano programmatico da qui fino all'ultimazione del piano vaccinale, che è il punto più importante su cui non possiamo permetterci di perdere un giorno su questa cosa. Poi obiettivamente per quanto riguarda le riaperture, chiusure, riaperture... I 100 miliardi da investire nei manufatti da fare li mettiamo in opera? Bisogna metterli, ed è per questo che bisogna metterli nero su bianco. Il punto principale è che ma secondo lei sarà sempre Conte il leader di questo, come diceva i panorami Bisato, sono che diversi. I panorami, allora Conte sicuramente è rappresentativo di questa, delle forze politiche, diciamo, il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Italia Viva, e quindi Renzi. Venendo meno Renzi potrebbe mettersi anche in discussione giustamente anche la figura di Conte, che sicuramente il Movimento 5 Stelle e il PD apprezzano, però bisogna capire adesso con i nuovi accordi. Il problema qual è? Che agli italiani di questa cosa in questo momento non interessa. Agli italiani in questo momento che ci sia un governo, che faccia i lavori che servono, perché obiettivamente si sarebbero fatti molti meno danni, molto probabilmente a livello sanitario, tenendo sempre tutto chiuso come fanno in Germania. Chiedo scusa, ma questo governo si farà, Trabucco si farà questo governo? Questa è la domanda, perché è tutto giusto quello che dice. Si farà. E come si farà? Si farà Conte Tris oppure Di Maio Presidente del Consiglio? Oppure non vedo probabile Di Maio, perché dovrà esserci una figura unificatrice. Si daranno i bacetti Renzi e Conte? Posso dire? No, dovrà esserci una figura unificatrice delle diverse forze politiche. Ma secondo
presenti all'interno del Parlamento. Conte, se rivolete... Noi apprezziamo Conte, il Partito Democratico quantomeno non lo disprezza, perché i segnali che ha dato anche Zingaretti... Italia Viva lo disprezza. Italia Viva ha delle difficoltà. No, non è vero. Se continuano a porre veti su questo per un'unità nazionale, non è che salvo non arrivino altri responsabili... È una delle cose che ha detto Renzi più posso volte, dire una cosa? Non è che lo disprezza su Conte, ma lei piace Conte, a Renzi mica tanto. No, a me non piace Conte, nel senso che non abbiamo messo veti sui nomi, noi vogliamo capire quale progetto ci sarà per il Paese. Perfetto, facciamo questo governo, Trabucco, lo facciamo questo governo? Direttore, dipende dalle scelte dei partiti politici. Adesso sono state avviate le consultazioni davanti al Presidente della Repubblica. Probabilmente non so se servirà un giro, ne serviranno due, insomma il Presidente Mattarella valuterà, e se i partiti politici in maniera chiara, precisa, individueranno una figura che sia in grado di formare un esecutivo funzionale a ottenere la maggioranza, si farà. Ecco, ma altrimenti il Presidente della Repubblica non ha l'obbligo di dar vita a un governo altrimenti deve prendere atto della situazione e sciogliere le Camere anticipatamente. Ecco, Trabucco, in questo passaggio, nell'ipotesi che Conte o chi per esso riesca a riformare il governo Tris, cosa perde l'Italia economicamente? Perde qualcosa in questo tempo di riformare il nuovo governo, il tempo che arrivano i vaccini, il tempo economico, perde qualcosa oppure non perde nulla? Questa è un'idea, secondo me, errata. Un governo dimissionario che, come dicevo prima, è chiamato a svolgere l'ordinaria amministrazione, nel concetto di ordinaria amministrazione rientrano anche tutti quegli atti indefettibili, quegli atti urgenti che sono necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Quindi, voglio dire, un governo dimissionario può essere politicamente impulito, può essere non nel pieno delle sue funzioni, però gli atti di ordinaria amministrazione, gli atti urgenti li può, anzi li deve Bisato, poi la pubblicità. Bisato. Senso delle istituzioni e certezza del domani. Esempio. Da dopo che c'è stata l'elezione diretta dei sindaci, tu sai il giorno dopo chi ha vinto e per 5 anni, se proprio non succede una cosa sovrabbondante, che vuol dire che proprio si stanno massacrando tra di loro e vanno a casa il giorno dopo, tu dai certezza ai funzionari di quell'ente che qualcosa, prendendo le decisioni, arriva a fine corsa. I 100 miliardi non sono una conseguenza solo della mancata decisione politica, sono anche una conseguenza della stratificazione abnorme che in questo Stato c'è di norme, normette, normuccole. Che il governo può cambiare. Il governo può cambiare, ma poi se cambi la legge in Parlamento e serve il decreto attuativo e non hai il governo che te la porta avanti perché ogni giorno hai un funzionario che sta sul pezzo, lei mi insegna non che il ponte, tiri fuori quella roba lì. Che il ponte di Genova basta mettere un commissario all'ospedale di Padova. Ma non puoi tradurre il ponte di Genova a tutte le opere pubbliche in Italia, perché vuol dire che hai tolto il coso dei decreto, com'è che si chiama quello, il codice degli appalti. Il codice degli appalti, se togli totalmente il codice degli appalti, come dire, l'ANAC non te la passerà mai, perché obiettivamente non è che lì c'è stato qualcuno che ti ha regalato il progetto preliminare, dopo però ti sei comprato il progetto definitivo esecutivo da quello che ti aveva fatto il progetto preliminare, perlomeno negli studi hai scelto già una ditta, l'Ansaldo, che ti fa l'impalcatura. Non puoi fare le opere così, perché vorrebbe dire che tu distorci il mercato, non te che più a libera concorrenza, perché là è stato talmente un'iperbole da un punto di vista amministrativo che è irriproducibile per il resto. Però puoi dire che un marciapiede a Campo San Piero, a Selvazzano a 90 non sia la stessa roba da fare allo Stretto di Messina, cioè devi differenziare le norme in base alla portata dell'evento. Ma che abbiano dato più disponibilità ai sindaci. Qualcosa, non solo economica, nella procedura. Se tu invece di doverti andare a chiamare 5 ditte ne puoi fare solo per un certo periodo 3 e poi il funzionario risponde se si chiama l'amico dell'amico e come dire intrallazza, però da un punto di vista amministrativo sei più veloce. Allora io dico che rispetto a tutte le cose che ci siamo detti stasera, l'unica cosa che intravedo per il Paese deve essere la certezza del giorno dopo. Quindi cascasse il mondo, ma serve un governo adesso. In Germania, guardate che noi rischiamo sempre di fare un ragionamento che è sempre centrato sulla realtà italiana come se fosse un unicum. Da 3 legislature chi vince, chi governa non è chi ha vinto.
La Merkel governa sempre con una grossa coalizione, si mette d'accordo con chi fino al giorno prima l'aveva bersagliata in campagna elettorale e gli aveva detto il contrario di quello che diceva lei, però poi ha un'autorevolezza tale per cui si mettono d'accordo, contrattano, vanno avanti 3 mesi prima di fare il governo, sono avanti 3 mesi, ma hanno fatto un contratto che stanno portando fino alla fine. Mi spieghi perché non succede in Italia anche perché questo? Manca l'autorevolezza del personale politico, domani si trova sul tavolo lei, Pipitone, Cusumano, è quello che sto dicendo, è quello che sto dicendo, mi sarei aspettato. No, ma c'è una differenza, scusa, quello che sta dicendo, c'è una differenza. È giusto o no? Però? Discutono 3 mesi, ma con una grande coalizione che ha almeno nei principi, nei fondamentali, un'armonia e una compatibilità. Questa non c'era fino all'inizio. SPD e CDU erano totalmente avversi in campagna elettorale. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, fino al giorno prima di mettersi insieme per fare una nuova maggioranza, si diceva di tutto di più. E anche la Lega? Chiedo scusa, ma questa cosa non può pagarla l'italiano, non può il cittadino pagare perché qualcuno vuole mettere insieme l'acqua santa al diavolo, perché ha interessi di altro tipo e pagare continuamente, perché la gente ha bisogno di risposte, le ha bisogno domani mattina e non può andare avanti una persona che vuole lavorare, avere un governo che è impazzito, che a seconda di quello che spinge cambia idea e paga sempre l'italiano, perché è ora di finirla. Vado in pubblicità e saluto e ringrazio Trabucco perché avremo un altro ospite, grazie Daniele di essere stato con noi, vediamo se riusciamo a inquadrarlo. Grazie a voi, buona serata a tutti. Invece Giacomo può rimanere ancora con noi un po'. Così io meno che stavo. Non mi sente. Mason? Sì, resto. Rimane bene, andiamo a pubblicità tra poco. Perché mi piace o no?